È morto durante la notte uno dei due migranti trasportati nella tarda serata di mercoledì con elisoccorso dalla Ocean Viking all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il giovane era arrivato in rianimazione in condizioni critiche. L'equipaggio della nave ha soccorso i 25 migranti superstiti dopo il naufragio del gommone partito dalla Libia. Stando ai racconti dei naufraghi, all'appello mancherebbero circa 60 persone. Secondo quanto ricostruito dalla prefettura di Agrigento, i due migranti soccorsi sono stati prelevati in elicottero direttamente dalla nave della ONG SOS Mediterranee. Non si conoscono le generalità né l'età e il paese di provenienza del giovane. L'altro migrante, per cui si è resa necessaria l'evacuazione medica, si trova invece ricoverato in rianimazione all'ingressia di Palermo. Intanto sono 137 i migranti sbarcati a Lampedusa stanotte. Sull'isola ieri in 24 ore ci sono stati in totale 8 sbarchi e 431 persone arrivate. Gli ultimi soccorsi fatti da Capitaneria e Guardia di Finanza hanno riguardato un gruppo di 65, tra cui donne e minori, nigeriani, sudanesi, senegalesi, somali e ivoriani, partiti da Zawiya in Libia, e 47 gambiani, malesi, senegalesi e somali salpati invece da Sfax in Tunisia. I carabinieri hanno inoltre bloccato a Cala Pisana 25 tra eritrei, gambiani, etiopi e nigeriani salpati da Tagiuria in Libia. La barca in vetroresina di 8 metri è stata ritrovata capovolta al molo di Cala Pisana.